Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Ci spostiamo a Ricadi nel Vibonese, dove il comune ha deciso di offrire un soggiorno gratis alla coppia gay rifiutata da una struttura turistica. Il sindaco ai nostri microfoni dice: la nostra città non è omofoba. Gennaro e il suo compagno erano già stati a Ricadi 2 anni fa e avevano voglia di tornarci, per le spiagge, per il mare e forse anche per il calore della gente, ma il loro entusiasmo si è spento bruscamente quando al telefono, con chi doveva affittare loro un appartamento, si sono sentiti dire: qui non accettiamo gay e animali. Un gesto inaccettabile che, grazie alla denuncia dell'Arcigay di Napoli, ha fatto il giro del paese in poco tempo, finendo anche sui media nazionali. Il sindaco di Ricadi, l'avvocato Giulia Russo, non ci sta. La cittadina del Vibonese è una comunità che respinge ogni forma di discriminazione e questo caso isolato non può che essere stigmatizzato e condannato con decisione. È una situazione della quale noi ci dissociamo categoricamente. Intanto voglio far presente che noi come amministrazione comunale lo scorso anno una delle prime cose che abbiamo fatto dopo l'insediamento è stato quello di approvare un regolamento sulle unioni civili e io quest'anno ho celebrato nello scorso mese di giugno un'unione civile tra 2 ragazzi dello stesso sesso, per cui assolutamente questo non è, condanniamo l'omofobia in tutti i modi, in modo assoluto, e i cittadini di Ricadi non si riflettono in questo signore che peraltro non è neanche titolare di una struttura turistica, perché io adesso sto facendo fare tutte le verifiche ed è all'interno di un'abitazione privata. Lui ha un appartamento, da quello che ho potuto capire, ma ancora l'ufficio tecnico sta facendo le verifiche, un appartamento rinnovato che ha deciso di affittare a terzi. Non è un cittadino di Ricadi perché non è residente a Ricadi, avrà una seconda casa qui che oltretutto verificato è intestata alla moglie. Però è comunque un gesto veramente deplorevole e da denunciare e che non rispecchia, lo ribadisco, il pensiero né dell'amministrazione comunale né tantomeno di tutti i cittadini di Ricadi. So che c'è già una struttura del comune di Ricadi che è disponibile a offrire a questi ragazzi un soggiorno gratuito perché questi ragazzi erano già venuti 2 anni fa in una struttura ospiti qui a Ricadi, si erano trovati benissimo e credo che la stessa struttura si stia adoperando per contattarli e offrir loro un soggiorno compatibilmente con le prenotazioni già fatte e con gli impegni di questi ragazzi.